La partita secondo me vige su un episodio nei primi 5 minuti, perché là se andiamo in vantaggio sulla combinazione, il portiere ha fatto un miracolo a respingere quella palla dal dischetto del rigore e lì cambia un po' l'inerzia della partita. Invece proprio è cambiata sull'azione dopo con l'autogol. Ci siamo fatti l'autogol e lì è cambiata un po' l'inerzia, anche perché il Vento era un avversario in più e lì l'Accademia ha trovato coraggio dopo l'inizio non proprio dico scoppiettante. Lì ha trovato coraggio l'Accademia, ha cominciato a crederci, ha sfruttato anche queste folate, diciamo, che facilitavano e mettevano in difficoltà noi, e ha trovato il 2-0 in un'azione, devo dire, lineare, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Lì abbiamo sbagliato noi sulla marcatura, però nulla toglie ai meriti del secondo gol dell'Accademia Trapani. Squadra con cui è difficilissimo giocare per intensità, per distribuzione in campo, quindi nel secondo tempo ho operato una redistribuzione tattica, un cambio, siamo saliti di un buon 15 metri in avanti e penso che il secondo tempo sia stato di netta marca nero-verde, dove ancora il portiere, devo dire, alla fine ci ha messo la firma perché ha evitato il gol del 2-3 con una strepitosa parata, però il pareggio è salomonico per quanto ho visto e quindi devo fare i complimenti all'Accademia del mio fraterno amico Alberto, una squadra che è pulita, ecco, che gioca un buon calcio e che interpreta bene quelle che sono anche le idee, le distribuzioni che tatticamente arrivano giustamente dalla panchina. Quindi una buona squadra, una squadra con cui sarà sempre difficile giocare, quindi oggi è positivo, penso anche per loro, perché poi alla fine nel secondo tempo c'è stata un po' di sofferenza da parte di loro, quindi complimenti a tutti e buon campionato a tutti. Versace ci ha accusato una contrattura muscolare al vasto mediale e quindi oggi abbiamo dovuto tenerlo in panca per risparmiarlo, per non rischiarlo. Abbiamo fatto gli esami eco, abbiamo fatto tutto, proprio dal fisioterapista ha consigliato di non schierarlo quantomeno all'inizio, quindi è andato in porta giustamente Lorenzo Pollara, che lavora come tutti in maniera alacre e quindi merita anche il suo risvolto positivo. In Coppa è tutta un'altra cosa, è un altro percorso, un altro binario, un'altra sfaccettatura rispetto al campionato. Magari la prima la giochi in maniera più calcolata, no? Un attimino mentalmente, visto che c'è andato il ritorno. Ecco. È un avversario chiaramente, conoscendolo, difficile, un avversario di carattere, di verve, anche se ricordiamo è una delle ripescate del turno che furono eliminati. Ma grande rispetto per tutti, perché il Gemini è un'ottima squadra, la conosco bene. In Coppa ci giochiamo le chance un po' come tutte, poi quello che verrà raccogliamo. L'importante è che manteniamo questa, questa verve così noi serena, allegra e di squadra che comunque è sempre propedeutica a fare bene, ecco. Mai a cercare, anche oggi, vedi, se oggi non avevamo dentro di noi quest'animo così anche un po', sbarazzino di preferire di giocare, oggi non uscivamo sicuramente con questo risultato. Una partita molto equilibrata, abbiamo fatto un tempo per parte e tutto sommato abbiamo espresso un buon calcio tutte e due squadre, è stata una bella partita. C'è un po' di rammarico, giustamente tutte le squadre vogliono vincere, ci abbiamo provato fino alla fine, però siamo contenti di un buon punto in un campo abbastanza difficile. Il girone è molto equilibrato, ancora non è uscita proprio la squadra top del campionato, però staremo a vedere. Sì, è voluto, è calciato forte, dall'angolino, sì, un bel gol.
e sono felice sia per il gol che per il pareggio, che giustamente abbiamo acciuffato un buon punto, ripeto, in un campo molto difficile con una squadra organizzata. Lato gol, cose che capitano, niente da dire perché poi il capitano ha fatto un'ottima gara come al solito. E niente, poi nei spogliatori ci siamo guardati in faccia e il partinico c'è. E ci crediamo fino alla fine, vogliamo fare un buon campionato.